grosso, lasciatelo più su, così lo vediamo. Qua andiamo avanti. Sì. Partiti anche qua, Lidia. 0-0 naturalmente tra Sant'Antioco e Sant'Elena in questa quarta giornata della promozione. Sant'Antioco è sceso in campo con il completo granata, mentre seguiamo l'attacco del Sant'Elena. C'è un corner tra qualche istante per la formazione del tecnico Roberto Magia, dicevamo completo granata con inserti arancio per la squadra di Cristian Serra, mentre il completo bianco con inserti verdi per la squadra invece di Roberto Magia, la squadra che si è fusa con il quarto Sant'Elena, quindi è diventata Sant'Elena quarto per questa stagione 2012-2013. C'è il corner alla destra del portiere Gianluca Reina, batterà tra qualche istante il giocatore del Sant'Elena la bandierina di sinistra, dunque alla destra del portiere, battuta adesso a beneficio di Corongiu, il cross in area di rigore, all'aggancio vediamo Placentino dalla parte opposta all'altezza dell'out di destra, nel fronte dell'attacco della squadra quartese, attacca ancora il Sant'Elena, area di rigore, palla messa in mezzo, attenzione, non riescono a concludere per l'intervento di Mameli che si frappone, poi la rovesciata da terra all'opera del numero 10 Ferraro, Alessio Ferraro, che adesso viene applaudito anche dal nutrito pubblico ospite per quanto riguarda la squadra del Sant'Elena. Saranno una trentina qua a Sant'Antioco per questa trasferta della quarta giornata. Dicevamo le formazioni: Sant'Antioco che è sceso in campo con Bascio e Miledo in avanti, a centrocampo Milia, Porcu, Cocco e Pirosu, in difesa Ucheddu, Marongiu, Mameli attenzione intanto è Sinzu, mentre seguiamo l'attacco del Sant'Antioco, diciamo Sinzu a comporre il quartetto difensivo, tutti davanti al portiere Gianluca Reina, fuori quota, attacca il Sant'Antioco con Pirosu, il cross in area di rigore, la presa del portiere Rota della Sant'Elena che dunque blocca tutto, è 14esimo intanto più 12 secondi, sempre 0-0 qui a Sant'Antioco tra Sant'Antioco e Sant'Elena, l'arbitro il signor Porchedda di Oristano, dicevamo la giornata è nuvolosa, comunque non fa freddo, temperatura ideale per giocare a calcio. Pirosu, palla a terra per Giancarlo Porcu, ricordiamo gli assenti per infortunio sempre Fabio Piras dopo l'infortunio rimediato a Dorroni, sconfitta per 2-1 in trasferta, attenzione Basciu, area di rigore, il tiro ribattuto, in agguato c'è anche Michel Milia, ma la palla è ancora fuori dall'area di rigore, inseguita dai Granata con Giancarlo Porcu, diciamo sconfitta nell'ultima trasferta a Dorroni per 2-1, mentre il Sant'Elena ha vinto con una netta imposizione sulla Masulese per 5-1. A terra intanto un giocatore del Sant'Antioco, vale a dire Sinzu, si avvicina all'arbitro il signor Porcheddu di Oristano per sincerarsi delle sue condizioni. Sant'Antioco in classifica con 4 punti, mentre per quanto riguarda il Sant'Elena ne ha 6 nella classifica fino adesso registrata dopo soltanto 3 giornate, ovviamente una classifica ancora dominata dalla formazione della Palma di Monteompino con 9 punti, seguita dall'Atletico Narciaio Lorolese con 7, Sant'Elena appunto 6 e Sant'Antioco 4 per via tutte le altre. Intanto la punizione per i Granata, batte Porcu in area di rigore, prova a staccare di testa Miledu, però la palla arriva dalle parti del portiere Rota, il quale fa rimbalzare il pallone a terra prima di servire i compagni, attende il piazzamento del numero 5 Mosso, servito in questo istante, dicevamo completo bianco e verde per la formazione ospite. Per quanto riguarda dicevamo la formazione Granata, formazione questa volta inedita, tornano titolari Michel Milia che indossa la maglia numero 10, occupa la posizione di esterno sinistro, lui che è molto duttile, si adegua a più ruoli, per la verità ha giocato anche da centrale di centrocampo, oltre che trequartista nel Porto Scuse e anche nel Carbonia, mentre è tornato in attacco il coppia con Miledu Alessandro Bascio. Adesso il lancio proprio per quest'ultimo, però sbagliato questa volta da parte di Marco Sinzu, palla che arriva dalle parti del portiere Rota del Sant'Elena che riparte palla al piede, il lancio intanto verso Tronu, il numero 9 della formazione del Sant'Elena, il fuoriquota è classe 92, adesso è il numero 3 Riccardo Marongiu, da distinguere ovviamente rispetto al numero 3 del Sant'Antioco, che è Marco Sinzu. Siamo giunti al 17esimo e 40, ancora 0-0 qui a Sant'Antioco tra Sant'Antioco e Sant'Elena. Un calcio di rigore in favore della formazione del Sant'Elena, fallo del portiere Reina su Tronu che adesso è anche fuori dal campo, c'è il calcio di rigore e il numero 7 Placentino, il tiro e il gol.
il gol da parte del Sant'Elena al 30esimo. Sant'Elena 1, il gol su calcio di rigore di Placentino, un fallo del portiere Reina su Tronu, che è rimasto per qualche istante fuori dal campo, poi ha ripreso correttamente la sua posizione nel ruolo di attaccante aggiunto, gioca con un 4-3-3 e dunque con un tridente la formazione di Roberto Magia, ed è stato Placentino dal dischetto a concludere quindi il gol della formazione ospite quando siamo giunti al 32esimo, e dicevamo 2 minuti fa, l'abbiamo dato proprio nel flash su Pedini, il gol di Placentino, conclusione sotto l'incrocio dei pali alla destra del portiere Reina. Intanto attacca la formazione di Quarto Sant'Elena, che è in vantaggio per una rete a 0 qui a Sant'Antioco, con il terzino sinistro Riccardo Marongiu, trova la deviazione del difensore del Sant'Antioco Cristiano Mameli, e dire che il Sant'Antioco era stato più volte vicino al gol, è andato più volte vicino al gol, prima con Pirosu anticipato di testa al secondo, e poi al quarto Miledo una girata da limite del rigore comunque centrale bloccata dal portiere Rota, e poi qualche iniziativa in attacco con gli inserimenti da sinistra di Michel Milia e Miledo, che molto spesso si ritrova a fare da sponda per gli inserimenti dei colleghi a centrocampo. Intanto Basciu lanciato, Basciu arriva dalle parti del portiere, il pallone esce dalla porta finalmente per recuperare anche la posizione e serve proprio ai compagni della squadra. Quindi verso il numero 10 Alessio Ferraro, le prese con il duello con ancora il numero 10, poi vediamo Tronu che viene incontro al pallone, fa da sponda sempre per il numero 10 saranno 200 gli spettatori, molto coloriti anche i cori di incitamento nei confronti della squadra. La punizione dal limite conquistata da Alessandro Bassi, vediamo che l'arbitro va ad ammonire il numero 6 Carta, dunque ammonito il secondo della gara dopo Michele Miledu per un fallo ai danni dell'avversario, ha trattenuto l'avversario a centrocampo, e dunque c'è stata l'ammonizione dell'arbitro Portier di Oristano. Adesso l'ammonizione esattamente per Carta, e questa punizione è stata guadagnata da Alessandro Basci, che adesso si rialza, soccorso anche dal sanitario della formazione locale. Adesso è tutto pronto per questo calcio di punizione, sulla palla c'è Michel Milia, che è dotato di un mancino interessante, batte Milia, il tiro ribattuto, palla all'aria, ancora all'interno dell'area di rigore, esce la difesa come può, adesso il numero 10 comunque lanciato Alessio Ferraro, vediamo che c'è un fallo in attacco per quanto riguarda il Granata, punizione di Milia ribattuta dalla barriera, e poi sulla prosecuzione dell'azione non c'è stato nulla da fare, perché c'è stato anche un fallo. Si riprenderà con questo calcio di punizione in favore del Sant'Elena, che è in vantaggio dal 30esimo qui a Sant'Antioco con il calcio di rigore di Placentino. Intanto la punizione nella propria metà campo per il Sant'Elena, palla nella tre quarti campo del Sant'Antioco, svetta Tronu, poi è Ucheddo che alleggerisce per il portiere Reina, il fuoriquota, ricordiamo fuoriquota classe 93 Gianluca Reina, tende il piazzamento adesso dei compagni, il portiere Gianluca Reina prima di servirgli, palla ribattuta verso la tre quarti campo del Sant'Elena, adesso è Porco alla caccia del pallone, inseguita adesso da Marco Sinzu, che sparacchia il pallone mantenendolo in campo dalle parti di Milia, però anticipato questa volta il giocatore di San Giovanni Suezo dall'avversario. Adesso a centrocampo Lotta Cocco contro Bardi, il centrale di centrocampo con una inedita maglia 11, adesso la palla è recuperata dai Granata, seguiamo un in verticale per Michel Milia, scatta lungo l'out di sinistra, supera l'avversario, viene fermato fallosamente, velocissimo Milia, adesso guadagna un calcio di punizione, ha ammonito anche l'avversario che è andato a commettere fallo, esattamente c'è sembrato il numero 2 proprio Panella, classe 90. Non è stata data la punizione, è stata data semplice rimessa con le mani addirittura alla Sant'Elena, evidentemente invertita la decisione, quindi riparte il Sant'Elena nel proprio reparto difensivo con il pressing alto, molto alto di Miledu e Milia proprio in questa circostanza. Comunque siamo lunghi, 37esimo e 50, ancora 1-0 qui a Sant'Antioco per il Sant'Elena sulla squadra Granata, il gol al 30esimo su rigore di Placentino Lirioco, dunque pareggio 1-1, ha ricevuto il pallone all'interno dell'area di rigore, tiro in verticale che ha sorpreso il portiere Rota, dunque ristabilita la parità, siamo al 45esimo e 12, intanto il rilancio lungo ad opera di Gianluca Reina,
palla all'altezza della tre quarti campo della formazione del Sant'Elena. Milia supera l'avversario verso la linea di fondo, ancora Milia guadagna forse la rimessa laterale, sì, guadagna la rimessa laterale in zona d'attacco, e dire che al 41esimo c'è stata una grandissima punizione di Michel Milia con il sinistro da 30 metri, la grande parata del portiere Rota, che è 1-1 anche qua a Sant'Antioco. Si è riacceso l'affetto del pubblico in questo istante, sentirete anche un tamburo alla destra della nostra postazione che sta accompagnando la formazione granata in questa partita. Dunque finale del tempo qua a Sant'Antioco, Sant'Antioco 1, Sant'Elena 1, il gol degli ospiti al 30esimo sul calcio di rigore con Placentino, e poi il pareggio al 44esimo ad opera. Prendiamo al 17esimo, sempre 1-1, i gol al 30esimo su calcio di rigore di Placentino. Attenzione, adesso ha lanciato Pilloni, non è entrato il tiro con il sinistro, poi c'era Renaguato Bascio, la presa del portiere Rota. Dicevamo i gol al 30esimo di Placentino con il calcio di rigore per un fallo di Reina sul lanciato Trondu, atterramento e rigore sacrosanto per quanto riguarda il Sant'Elena, e poi il pareggio al 44esimo, dunque in chiusura di tempo per quanto riguarda Michele Miledu dopo una bella triangolazione con Bascio Porcu, poi il pallone per Miledu, un tiro raso terra che si è insaccato alle spalle del portiere Rota. Adesso è il 17esimo e 40, sempre 1-1, la ripresa naturalmente, il tiro alto sopra la traversa, pericolosissimo il tiro ad opera del numero 4, c'è sembrato il numero 4 Lepori, che ha concluso con il sinistro, palla alta sopra la traversa. Adesso una sostituzione per quanto riguarda il Sant'Elena, esce proprio il numero 4 Lepori. Entriamo in cronaca diretta per qualche minuto, la punizione per il Sant'Antioco nell'altezza del tre quarti campo quasi del Sant'Elena, c'è Giancarlo Porcu sul pallone, batte adesso con il destro, palla morbida, area di rigore, prova a staccare Ghisu di testa, poi Miledu non ci arriva e riparte ancora il Sant'Elena in contropiede, mentre vediamo però che c'è stato un fallo ad opera dei giocatori Granata, dunque si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Sant'Elena. Nei minuti non collegati al settimo del secondo tempo, Tronu ha mandato alto, incredibilmente quasi da difensore ha salvato la porta del Sant'Antioco, e poi al decimo Bardi con una diagonale potente dalla tre quarti campo, terminato di poco al lato, dunque Sant'Elena insidioso. 1-1 il parziale, siamo al 19esimo e intanto la rimessa laterale è battuta per quanto riguarda il Granata. Due cambi dicevamo già per Cristian Serra, che ha messo Ghisu in mezzo al campo al posto di Cocco, e Pilloni esterno sinistro al posto di Michel Vilia. Diciamo comunque buona partita sia per Michel Vilia che per Andrea Cocco in mezzo al campo. Adesso è il colpo di testa ad opera di Fabio Chietru, che ha provato a liberare la prima tre quarti campo, ha conquistato una punizione comunque il Sant'Elena, che andrà a battere Ferraro. Un'occhiata anche alla panchina, il secondo portiere per quanto riguarda il Granata, il secondo portiere Fabrizio Matta, poi Filippo Pinna alla sua prima convocazione, classe 95, poi Davide Lenzi, Stefano Sanna, Matteo Virdis, Sergio Piloni appunto che è entrato in campo, poi Daniele Ghisu anch'esso è entrato in campo nella ripresa. La panchina per quanto riguarda il tecnico Roberto Magia, il secondo portiere Vacchi, un fuoriquota del 96, poi Giuseppe Corongiu, Lai, Sarrizzu, Sedda, Colombo e Piccial. Adesso è intanto la rimessa del portiere Gianluca Reina all'altezza del cerchio centrale del campo verso Bascio, prova a scattare Bascio in area di rigore, adesso l'anticipo ad opera di Mozzo che mette il pallone fuori, dunque esce adesso dal terreno di gioco per una rimessa ancora per i Granata. Un'occhiata al cronometro, 21esimo, sempre 1-1. Parte il tiro di Porcu, alto di poco sopra la traversa. Intanto è il 33esimo, sempre 1-1 in questa ripresa, partita combattuta, molto spezzettato il gioco nei minuti non collegati. Al 30esimo Miledu ha sfiorato il gol dopo una bella triangolazione con Basciu dal limite dell'area di rigore, ha girato al volo con il destro, conclusione rasoterra che per poco non sorprendeva il portiere, ci ha messo una peccia lo stesso estremo difensore del Sant'Elena Rota per mettere il pallone in corner. Un cambio anche nelle file della formazione di Quartu Sant'Elena, entrato sul terreno di gioco, vediamo anche con l'aiuto dei colleghi di ricostruire questo cambio perché era voltato il giocatore, comunque è entrato di sicuro il numero 16 Sedda, vediamo anche al posto di chi poi in qualche istante
intanto il gioco riprende con una rimessa laterale in zona difensiva per il Sant'Antioco con Cristian Mameli. Buona la partita anche per Cristian Mameli, il fuoriquota del 95, lo ricordiamo. Tanto Basci lotta lungo l'auto, il lancio per Miledu, la posizione regolare, Miledu il tiro! Sta giocando il secondo minuto di recupero, sempre 3-1, chiedo scusa, per il Sant'Antioco sul Sant'Elena, mancano pochi secondi. Sant'Antioco batte Sant'Elena 3-1, tripletta di Miledu. Voluto, fortemente voluto dopo la sconfitta di Orroli. Siamo ripartiti subito alla grande, nonostante la sconfitta di mercoledì in Coppa Italia, che ci poteva anche stare, dove abbiamo cambiato tante cose, però la partita importante era quella di oggi, questa contro il Quartus Sant'Elena, che è una buona squadra fatta di giocatori esperti, di giocatori che l'anno scorso hanno vinto anche il campionato, vedi Placentino, vedi Trono, una buona squadra. Non era insperato, ci credevo, perché comunque sapevo che i ragazzi potevano fare bene oggi e alla fine il cuore è uscito al secondo tempo, quello che magari al primo non siamo riusciti a fare, un pochettino per inesperienza, un pochettino perché forse eravamo impacciati, al secondo tempo è uscito il cuore e siamo riusciti a portare a casa tranquillamente. Sicuramente è un risultato bugiardo per come è andata la partita, purtroppo poi gli episodi hanno fatto la differenza, non è sicuramente una partita da 3-1, perché noi abbiamo fatto praticamente abbiamo condotto tutta la gara il primo tempo, nel secondo abbiamo un po' lasciato le redini in mano al Sant'Antioco, però alla fine forse era un pareggio il risultato più giusto, ecco. Poi loro sono stati sicuramente più bravi a capitalizzare le poche occasioni che hanno avuto, tutto qua, a parte la punizione del primo tempo e la parata del nostro portiere del secondo, poi altre occasioni del Sant'Antioco non le ricordo. Noi sì, siamo un po' spenti al secondo tempo, sono venute a mancare un po' di idee e lì abbiamo pagato tutto qua.